Ben ritrovati con noi qui su Radio.0. Oggi siamo a Pordenone per festeggiare il Graduation Day 2023, un'occasione per festeggiare i diplomati dell'ITS Alto Adriatico e i laureati dell'Università di Udine, dell'ISIA Roma Design e dell'Università di Trieste con i loro corsi. Per l'Università di Udine i corsi di Scienze e Tecnologie Multimediali, Comunicazione Multimediale e Tecnologia dell'Informazione, Banca e Finanza e Infermieristica. Per l'Università di Trieste Production Engineering and Management e per l'ISIA Roma Design con il Consorzio Universitario di Pordenone il corso di design del prodotto. Un'occasione anche per un incontro tra la città e il mondo universitario per festeggiare il raggiungimento di un traguardo. E allora andiamo a parlarne insieme ai protagonisti di questo appuntamento. Iniziamo insieme al sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani. Noi abbiamo un polo di eccellenza, i nostri corsi sono corsi di nicchia che danno risposte ai bisogni occupazionali del territorio. Qui da noi più della metà degli studenti vengono da fuori regione, il che significa che siamo molto attrattivi. Qui da noi non si fa un'esperienza universitaria casuale, si fa un'esperienza profilata, ritagliata, direi quasi sartorialmente sui bisogni delle nostre aziende. Dobbiamo evitare la fuga dei cervelli, l'8% degli universitari italiani va all'estero. Dobbiamo creare a Pordenone un ecosistema ideale in cui il ragazzo venga a studiare, lavorare e mettere famiglia. Ci stiamo lavorando. Il meteo ha graziato gli studenti che si meritavano una grande festa. Questa è una festa per ringraziare l'Università di Udine per la collaborazione costante e proficua che consente di aumentare i corsi universitari, di garantire formazione di alta qualità. Ringraziare l'ITS Alto Adriatico che permette a decine e decine di ragazzi di fare un corso biennale post diploma avendo già un posto di lavoro garantito prima ancora di finire il percorso. È un modo per ringraziare gli studenti e le famiglie per i sacrifici che hanno fatto. Questo è un territorio di attrazione manifatturiera. Senza il capitale umano il nostro paese, il nostro territorio non potrebbe vincere la sfida della competizione globale, dell'innovazione, della sfida tecnologica. Queste intelligenze, queste capacità e queste professionalità sono quelle che renderanno e hanno reso anche grande il nostro territorio. Sono con il presidente del Consorzio Universitario di Pordenone, Paolo Candotti, per questa serata così ricca di emozioni, ma raccontiamo un consorzio universitario in Friuli Venezia Giulia. Il Consorzio Universitario di Pordenone è un'istituzione che nasce circa 30 anni fa. In questi 30 anni di strada ne è stata fatta molta. Oggi sono circa 1500 gli studenti che frequentano la nostra sede di via Prasecco e sono in crescita, ogni anno le iscrizioni stanno aumentando. Ospitiamo dei corsi che possono rappresentare una nicchia dal punto di vista dei contenuti, ma volutamente evitiamo di sovrapporci all'offerta formativa che già le università che ospitiamo offrono nelle loro sedi istituzionali. Lo sviluppo futuro dei prossimi anni prevede un'ulteriore crescita dell'offerta formativa e una crescita anche della frequenza dei ragazzi, degli studenti, con un'attrazione anche da fuori regione. Se dovessimo infine dire una parola ai prossimi studenti dell'università e del Consorzio Universitario di Pordenone? Venite a Pordenone perché i corsi sono importanti, interessanti, garantiscono, come i numeri ci dicono, un elevato tasso di occupabilità e anche perché si vive bene a Pordenone e l'impegno che stiamo mettendo assieme all'istituzione è quello di rendere la vita studentesca sempre più interessante, sempre più integrata con il territorio, con l'offerta che questo territorio dà. Presidente Michelangelo Agrusti della Fondazione ITS Alto Adriatico, una serata che ha regalato grandi emozioni ai giovani, che continua a farlo, è una serata diversa dal solito, questo anche è piaciuto ai tanti intervenuti. Questa città riconosce nei suoi figli migliori le risorse del futuro. Quando abbiamo detto che loro saranno la futura classe dirigente, non era una cosa che si dice tanto per dire, per ringraziarsi dei giovani, è la realtà. Questi ragazzi io li ho conosciuti uno per uno nell'ITS, anche al consorzio universitario, sono ragazzi straordinari. Non solo sono... Oltre ai tanti studenti, ai diplomati, ai laureati, anche tutte le loro famiglie presenti con un momento finale veramente molto emozionante per tutti davanti alla loggia municipale, quello del lancio del tocco, veramente tanta emozione.